Due amici no, si trovano in osteria a bere un spritz, no? Uno che fa quell'altra, quanto che mi piacerebbe come te, quell'hobby che ti ha di buttarti su quel paracadute, quanto che mi piacerebbe vedere le casette piccinine, tutti i terreni, i canali, quanto che mi piacerebbe come te, la tua passione, che costa un sacco di skate, i paracadute, comprare un, sormine un, costa un massa skate, non che fai. Ma porco can, ho voluto provare anche a te? Ma vai in zona industriale qua, è un negozio dei cinesi, li ha anche esposti in vetrina, in un casino là. Negozio cinesi, zona industriale, domande mattina vai a vedere. A parte che altro la mattina dopo va a vedersi in zona industriale e trova questo negozio cinese, li vede là esposti in vetrina, li va dentro, buondì, cosa volete? Sono io qua, volevo comprare un paracadute, volevo un paracadute, me ne fa vedere uno, che altro la ciappa su, ecco questo, piacere questo, è bello, sì, se è bello, ma io non so come che funziona, mi spieghi lui come funziona qua il paracadute, non sono esperto, no problema, tu questo paracadute, tu buttare giù da aereo, tu vedi leva quella verde, tirare giù e paracadute aprire. Aprire? E se non si verse, qua sfiga che ho mi? No problema. Alta parte qui, sinistra, bene, alza la leva gialla, tu tirare forte e lui aprire. Aprire? E se non si vede neanche con che leva lì? No problema. Qui avere leva molto grande e rossa di emergenza, grande, tu prendere con due mani, tu prendere e tirare forte, paracadute, aprire subito. Aprire subito? E se non si vede neanche con che leva lì di emergenza, cosa che fai? No problema, tu venire qui, noi cambiare in garanzia.